qui con mister Tomasello dopo la vittoria fondamentale qui sul campo del Castellammare del suo Bagheria. Mister, un punteggio che per quanto si è visto nel corso dei primi 45 minuti poteva anche arrivare prima il gol del vantaggio, tante le occasioni più che create, più che effettivamente portate a casa dalla sua formazione, più che altro c'era il presupposto per poter fare male, sembrava proprio mancare l'ultimo passaggio, cosa che è arrivata nel secondo tempo grazie anche all'ingresso di Lucera, grazie al colpo di testa di Ordonez. In generale, nonostante le espulsioni, nonostante una gara intensa anche agonisticamente parlando, sono arrivati 3 punti importantissimi. Sì, c'è molta soddisfazione oggi perché sapevo che oggi sarebbe stata dura. Questa è una squadra forte, di categoria, che è partita fortissima in questo campionato. Avevo chiesto ai miei ragazzi proprio di fare una partita, se vogliamo, anche sporca rispetto a quello che è il nostro solito modo di essere, badare più al concreto, più al sodo, e oggi i ragazzi sono stati veramente bravi. Poi all'inizio del secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per fare male, per fare gol, ma il gol, come dici tu, tardava ad arrivare, però poi la fortuna di avere gente come Raimondo in questo caso fuori è entrato e ha dato l'assist vincente ad Ordonez, ma la stessa cosa è successa la settimana scorsa con Kevin Girgenti, 2 settimane fa è successo con Ordonez, era partito dalla panchina, per cui quello che continuo a ripetere a questi ragazzi è proprio questo, cioè il fatto che chi comincia dopo in questo campionato può fare la differenza, e questa cosa si sta, come dire, ripetendo settimanalmente ultimamente, e quindi sono contento perché quando poi, diciamo, le mie parole, le parole che dico ai ragazzi poi si verificano in campo, sicuramente dà più credibilità a quello che gli dico.